Ciao a tutti, sono appena arrivata a Cucuredu e devo intervistare uno dei nostri pastori. Con me, sempre simpaticissimo. Se siete curiosi, io, venite di conto. Intanto vi voglio mostrare questo panorama che è meraviglioso, mozzafiato, veramente bello. Partiamo dal nome col quale noi individuiamo subito questa famiglia, Pededda. Questo termine, pededdas, se lo cercate, significa mastrucca di peli di agnello, quella che normalmente noi chiamiamo sestiebeddi. Probabilmente il bisnonno di Raimondo indossava questo accessorio, questo indumento per scaldarsi dal freddo e pededda e stabarrau. Interessante, vero? Intanto vi mostro gli arnesi del mestiere, i sterudedundiri. Vedete che sono belli arrugginiti perché sono datati e tra l'altro non li usano più da parecchi anche se ogni tanto questo paio acquistato a Santo Lussurgiu, li vedete che sono molto diversi, li utilizzano. Io sono in compagnia di Raimondo, ma qui tutti lo chiamano Arrenundu. In sardo è così. Non vuole essere assolutamente intervistato, per cui lui mi racconterà e io racconterò a voi. Secondo i suoi racconti, sono tante le generazioni di pastori, anche il padre del bisnonno lo era. Il bisnonno di Raimondo era di origini fonnese. Il babbo di Raimondo era Ziantoni e vi aggiungo che mia mamma diceva che era bravissimo. Mia mamma diceva sempre così, fu buono, veramente io uno Ziantoni. Era un loro vicino di casa di Geneida, perché prima abitavano lì, adesso si sono trasferiti qui in cima alla vetta del paese, su in alto come le aquile. Il babbo di zia Antonio si chiamava Giovanni, il babbo di Giovanni si chiamava Antonio e il babbo di quell'Antonio si chiamava Fedele. Quindi posso sbagliare qualche parola, ma da Fonni è arrivato Fedele, che poi questo nome è tornato perché il proprietario del bar in Piazza del Carmine a Cagliari, che è cugino di secondo grado di Giuseppe e di Antonio e di Maria Carmen, ha di nuovo questo nome, quindi dopo tante generazioni è tornato. Vi farò anche uno schemino scritto. Quando erano piccoli, insieme al babbo andavano nel loro ville, che si trovava e si trova tuttora a Cerasia, e si recavano in questo luogo con il cavallo. Poi per fortuna sono arrivate le macchine e quindi tutti in auto. Ma quante camminate a piedi quando neanche il cavallo era disponibile? Ovviamente sia prima che adesso le pecore non sono perfettamente stanziali, intanto le spostano, ma sono brevi transumanze e comunque tutto attorno al paese, a Santa Maria, infatti hanno anche tosato tante volte da queste parti, o anche a Santa Vittoria, e adesso si trovano a Bacchis perché necessità di approvvigionamento d'acqua e di mangime, insomma di trovare le verdurine adatte per le pecorelle. Secondo una tradizione stersilese, quando arrivava il mese di giugno, gli agnellini non si chiamavano più così, ma si chiamavano Saccaiusu, e lo diciamo ancora, mentre gli agnelli dell'anno precedente prendevano il nome di Sumentusasa, e io non l'avevo mai sentito. Come spesso capita, i pastori che devono stare ore e ore in campagna sono appassionati di lettura, ne conosco diversi. Raimondo è uno di quelli, però non lo sapevo fino ad ora. E ha letto tantissimi libri di poesie, la poesia sarda, seguiva i canti estemporanei dei nostri poeti, Soggiu era il suo preferito e per questa ragione ha molta dimestichezza con il sardo che si parla nella parte del Nuorese, il Logudorese in particolar modo. E per questa ragione tante volte è stato confuso con una persona, diciamo, di loro e non della parte più bassa della Sardegna. Noi siamo centro, sì, ma ci avviciniamo più al Campidano che non al Nuorese stretto. Me ne devo andare perché Raimondo deve partire dalle sue pecorelle e io vi saluto. Ciao, a Zibilisanusu!